Novità in arrivo sul fronte vaccinazioni per l'accesso alle prime dosi e per le prenotazioni delle dosi booster. L'annuncio del presidente Luca Zaia oggi in conferenza stampa. Il nuovo protocollo scuole doveva prevedere la quarantena per l'intera classe in caso di un solo positivo, poi la frenata improvvisa del governo. Rimangono le vecchie regole, intanto dei pediatri l'invito a vaccinare i più piccoli. Verrà dimesso dall'ospedale domani Lorenzo Damiano, leader Novax e No Green Pass, positivo al Covid e curato a Vittorio Veneto. La sua visione è cambiata e invita tutti a vaccinarsi. Code attese ai centri vaccinali e ai punti tampone, da domani 2 linee in più all'ex Dogana. Entro una settimana sarà individuato un nuovo centro tamponi per l'area della Castellana. 32 arresti, di cui 7 ai domiciliari e 7 obblighi di firma. I carabinieri hanno sgominato la nuova mala del Brenta. Tra gli indagati anche una coppia di settantenni di Mogliano Veneto. Terribile schianto all'alba di questa mattina lungo la strada regionale del Santo. Morta una 54enne di origini brasiliane seduta al posto del passeggero, ferito gravemente il compagno con cui abitava a Resana. A Castelfranco, per ritirare il premio Radicchio d'Oro, il campione olimpico dei 100 metri Jacobs parla di ripartenza e della sua voglia di tornare a gareggiare. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura le novità sul fronte dei vaccini, delle vaccinazioni per quanto riguarda l'accesso alle prime dosi e per le prenotazioni della cosiddetta dose booster, la terza dose per intendersi. Le ha comunicate il governatore Zaia questa mattina a Marghera. Intanto da oggi vi informo che l'accesso per le prime dosi lo vogliamo rendere diretto, senza prenotazione, quindi accesso libero per le prime dosi. Questa è la prima novità introdotta in Veneto per accelerare con le vaccinazioni, ma ce n'è una seconda che riguarda chi ha prenotato la dose booster allo scadere dei 6 mesi dal richiamo. Tutti coloro che sono in questa casistica, ci sono prenotati con i 6 mesi, ma oggi potrebbero avere i 5 mesi, cioè potrebbero anticipare, verranno raggiunti da una mail e potranno dal link di quella mail modificare la loro prenotazione, se riterranno di volerla modificare, in sicurezza. Cioè non è che devono disdire quello che già hanno prenotato e andare alla cieca a cercarsi una data. Per quanto riguarda i nuovi appuntamenti, da oggi novità introdotta al momento della ricezione della mail di avvenuta prenotazione. Quando vi prenotate vi arriva una mail. In quella mail troverete un link, tra oggi e domani lo troverete, che vi dice: se tu mai volessi cambiare la tua prenotazione, clicca qui. Vaccinazione che ha cambiato il volto della situazione nei nosocomi veneti. A parità di contagi, spiega Zaia, le ospedalizzazioni si sono ridotte ad un quarto. Oggi in Veneto si contano 658 ricoverati, esattamente un anno fa erano 3.200. Attualmente in terapia intensiva ci sono 105 persone, 12 mesi fa erano 300. Frutto questo del tasso di immunizzazione della popolazione. Ma la pressione ospedaliera inizia ad essere importante, si va dunque verso una graduale riduzione delle prestazioni. E che più dovrebbe far riflettere quelli che dicono che il Covid non esiste. Esiste al punto tale che dà effetti anche a chi non è ammalato di Covid. Delle 500.000 prestazioni rinviate causa Covid se ne erano recuperate 200.000, adesso un nuovo stop. Stiamo facendo ricognizione, finora ogni USL ha cercato di contrarre qualcosa, poco, però usciremo con un'indicazione, con una circolare, come è giusto che sia, uniforme su tutto il territorio. Formale. E guardate che una sconfitta è una roba del genere. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera di AIFA per la vaccinazione per la fascia 5-11 anni. Tra mercoledì e giovedì l'assessore Lanzarini incontrerà i pediatri di libera scelta per pianificare il loro intervento in questa nuova sfida che dovrebbe prendere il via dal 23 dicembre. La scelta di vaccinare i propri figli compete solo ai genitori dopo essersi consultati con il medico di fiducia, precisa Zaia, che poi aggiunge: Io resto convinto che gli adulti non debbano scaricare il problema sui bimbi, perché quando vedo che abbiamo ancora il 20% di adulti da vaccinare, ritengo opportuno sottolineare che prima di pensare che il problema venga risolto dai bimbi è meglio che gli adulti si rimbocchino le maniche e pensino di vaccinarsi. E c'è poi il convitato di Pietra, la variante Omicron. Ne sappiamo ancora troppo poco, dice il trevigiano Giorgio Palù. Sentiamolo. La variante Omicron si sta studiando, in Italia è arrivata da poco. I colleghi africani, spiega il presidente di AIFA Giorgio Palù, ci hanno detto che i sintomi sono lievi. Certo è che ha subito scatenato fra i cittadini la paura.
Ora questa variante è sotto la lente di ingrandimento. Per saperne qualcosa si dovrà attendere almeno qualche settimana. Poche le cose che per ora si sanno. Non sappiamo ancora, se sia più contagiosa, ci vorranno almeno un paio di settimane per studiare in laboratorio con dei virus pseudotipizzati, cioè che hanno nell'involucro esterno la proteina S mutata, e non sappiamo se sia più virulenta. La domanda che tutti si fanno è se questa variante sia coperta dai vaccini. Non sappiamo se evada la risposta immunitaria indotta dai vaccini. Tanti insomma gli interrogativi su questa variante che sta spodestando, almeno per la preoccupazione, la variante Delta. Ci sono anche condizioni che hanno favorito un'infezione persistente in alcuni soggetti, sia in Sudafrica che in Kenya che in Botswana, dove il virus è stato riscontrato. L'AIDS è prevalente, quindi soggetti immunodepressi possono albergare un'infezione persistente e quindi favorire queste mutazioni. Nelle prossime settimane qualcosa si saprà di più. Attenzione e cautela devono rimanere sempre alte. Mascherine e dispositivi rimangono fondamentali per arginare il virus. Verrà dimesso dall'ospedale domani Lorenzo Damiano, leader Novax e No Green Pass, positivo al Covid e curato a Vittorio Veneto. La sua visione è radicalmente cambiata e invita tutti a vaccinarsi. Questa è la sua testimonianza diretta e per certi versi clamorosa, raccolta dalla nostra Lina Paronetto. Chiaramente adesso la mia visione del mondo geopolitico è cambiata ovviamente. Quindi sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero di quanto importante sia seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. Il ricovero nella terapia subintensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto ha fatto cambiare visione rispetto al Covid a Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, già candidato sindaco a Conegliano. Non era vaccinato Damiano, che si è sempre schierato contro la cosiddetta dittatura sanitaria, il Green Pass, appoggiando le cure domiciliari piuttosto che il vaccino. Ma su quest'ultimo punto il 56enne, costretto a terapie importanti, ha cambiato idea e lo racconta in un video che ci ha fatto avere dall'ospedale, che si appresta a lasciare tra 24 ore. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Tra l'altro ho appena ricevuto una bella notizia, domani mi dimettono, ho passato tutto quello che dovevo passare. Il vaccino sia autentico e condiviso ovunque nel mondo, continua, auspicandosi che tutti siano uniti, scienziati e potenze internazionali, nel combattere questo virus. Bisogna stanare, perdonare tutti e ricominciare da zero, bloccare la fonte di questo male e nel frattempo fatevi questo vaccino. Un appello che non mancherà di far discutere e ritorniamo a occuparci delle lunghe code ai Covid point e caccia al tampone. Ancora un serpentone di macchine verso il Covid point dell'ex dogana di Treviso, oggi poco dopo le 13, assalto ai centri tampone che non accenna a diminuire in vista anche della nuova circolare firmata ieri sera dal Ministero della Salute e dell'Istruzione. Abbiamo un provvedimento governativo di ieri sera che definisce la quarantena fin dal primo caso e il nostro sistema SISP, i nostri operatori prendono praticamente subito il provvedimento e mettono il provvedimento nei confronti delle scuole. Tra le altre cose, le scuole, in ogni scuola c'è un referente Covid che è stato formato da noi, che ha i protocolli e sa come lavorare. Dal primo caso mette subito in DAD l'intera classe in attesa dell'esito dei tamponi. Attesa, parola chiave sul fronte vaccinale in questa fase di difficile gestione dei numeri della pandemia e del potenziamento della campagna vaccinale. L'accesso libero ai Vax Point ha infatti creato parecchi disagi e lunghe attese anche in queste ore, ma presto un potenziamento di risorse su vari fronti. Ieri c'è stato un 30% di accessi senza prenotazioni, in particolare nelle zone di Pieve di Soligo e di Asolo,
e questo determina ovviamente un allungamento dei tempi perché va fuori quello che è la nostra programmazione. Ci siamo attrezzati aumentando il numero di operatori sanitari nelle sedi vaccinali, ci stiamo organizzando, c'è spazio per tutti, abbiamo aperto le agende, stiamo aprendo continuamente posti in agenda e stiamo aprendo anche nuovi siti vaccinali. Tutto il sistema deve supportarsi, deve darsi una mano, mi riferisco ai medici di medicina generale, ai pediatri. Se ognuno fa la propria parte si potrebbe diluire l'offerta a livello territoriale. Un lavoro di squadra che chiama in campo anche nuovi volontari con l'obiettivo di arrivare a 9.000 vaccinazioni al giorno. Abbiamo aperto la disponibilità alla ricerca di volontari per garantire una maggiore offerta vaccinale, dobbiamo arrivare a 9.000 vaccinazioni al giorno. Il piano di rafforzamento sul fronte del tracciamento si sta delineando proprio in queste ore. Nel tardo pomeriggio il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi ha comunicato che da domani ci saranno 2 linee in più al Covid Point all'ex Dogana. Un rafforzamento è previsto anche a Ormelle, mentre entro una settimana sarà individuato un nuovo centro tamponi per l'area della Castellana. L'obiettivo è superare i disagi che anche oggi ci sono stati ad Altivole. Proprio su questo domani ci sarà un tavolo in prefettura per la gestione del traffico e dei flussi. Entro una settimana vogliamo superare il problema. Le parole di Benazzi. Per quanto riguarda i ricoveri sono 159, 11 pazienti in terapia intensiva, uno è stato ricoverato in queste ore, si tratta di un 74enne pluripatologico non vaccinato. Sul fronte ospedaliero, per permettere l'attivazione di nuovi posti letto Covid, l'ortopedia femminile del Cafoncello sarà accorpata. Benazzi ha infine sottolineato che al momento non è stato riscontrato alcun caso di variante Omicron nella Marca trevigiana. Intanto la prefettura annuncia tolleranza zero in vista del 6 dicembre, quindi con l'entrata in vigore del Super Green Pass. Ci sarà una tolleranza zero rispetto a chi tenta di andare a pranzare, a cenare in un locale senza avere il Green Pass rafforzato, e anche e soprattutto sui gestori che dovessero consentire una cosa di questo genere. La linea è tracciata da qui alla fine delle festività natalizie. Dal 6 dicembre, con l'entrata in vigore delle nuove regole, Super Green Pass innanzitutto non si scherza. Il prefetto lo dice chiaro e tondo al termine di un comitato per l'ordine e la sicurezza che ha visto schierati forze dell'ordine, polizia locali, sindaci, MOM e ufficio scolastico provinciale. La coperta del personale a disposizione è corta, dice Maria Rosaria Laganà, ma l'intensità del monitoraggio sarà elevata. Saranno dei controlli a tappeto che saranno fatti a campione, ovviamente per quanto riguarda il trasporto scolastico, il trasporto locale non potrebbe essere diversamente, e ovviamente riguarderanno un numero importante di attività economiche, proprio sul presupposto che bisogna dare un segnale importante soprattutto per coloro che si sono invece vaccinati e che anche giustamente sono anche un po' stufi di dover, come dire, sempre sotto il rischio di una ricaduta. Tavoli specifici per capire dove e come intervenire saranno gestiti dalla Questura, mentre la prossima settimana lo stesso prefetto incontrerà gli operatori chiamati alla verifica del Super Green Pass. L'altro fronte caldo è quello dei trasporti pubblici locali, dove da lunedì sarà chiesta la certificazione verde semplice. Il nodo è quello dei minori nel tragitto casa-scuola. I controlli in questo caso saranno fatti a terra prima di salire sul bus. L'obiettivo è evitare situazioni di disagio come la fermata del mezzo e l'allontanamento del ragazzo sprovvisto di Green Pass. Le gestiremo in partenza degli autobus con controlli a campione da parte dei nostri verificatori, perché anche noi abbiamo il personale contato. Sicuramente la disposizione che io darò ai nostri dipendenti è quella di usare il buonsenso e non lasciare per terra i ragazzi, quindi non possono essere abbandonati, e troveremo il modo per gestire situazioni che vedremo come si verificheranno durante l'esercizio. Di buon senso nei confronti dei minori parla il prefetto, altro atteggiamento verso i genitori. Che non vuol dire che però non verranno, diciamo così, sanzionati, perché ovviamente la segnalazione poi che riguarda i genitori farà il suo corso. La linea al momento è provvisoria, sul tema deve ancora esprimersi il Ministero. Siamo dati una linea di buon senso senza capire, senza sapere quali sono poi le indicazioni che il Ministero sta dando e spero darà prima del giorno 6. Quindi il tema connesso è quello della vaccinazione sui più giovani. Questo il messaggio dei pediatri.
C'è una diffusione importante che speriamo di poter risolvere o perlomeno mitigare proprio con l'uso del vaccino, che ci auguriamo arrivi presto anche per questa fascia d'età. La Federazione Medici Pediatri del Veneto attende il via libera alla vaccinazione per la fascia 5-11 anni affinché si possa iniziare a mettere in sicurezza anche i più piccoli. Dall'ultimo monitoraggio, come riporta una circolare del Ministero della Salute, nell'ultima settimana è cresciuta l'incidenza in età scolare, arrivata a 125 casi per 100.000 abitanti, valore ben al di sopra della soglia di sicurezza che consente un corretto tracciamento dei 50 casi per 100.000. Le positività in età pediatrica sono almeno triplicate rispetto all'anno scorso, sottolinea Pisetta. C'è un chiarissimo aumento dei bambini positivi nelle classi delle elementari, specialmente, che in questo momento credo che sia la popolazione più colpita in termini percentuali, ma anche nei nidi. È una cosa abbastanza, inusuale in passato. Anche nei nidi abbiamo dei cluster, abbiamo numerosi casi. C'è anche un altro aspetto che i pediatri stanno rilevando tra i più piccoli. Notiamo anche, questo dovrà essere poi verificato sui grandi numeri, una difficoltà dei bambini a risolvere la positività, cioè che rimangono positivi anche dopo il 10° giorno, dopo il 17°, ma anche dopo il 21°. Questo incremento dei contagi tra i più giovani ha spinto i ministeri della salute e dell'istruzione a rivedere le procedure in presenza di positività. La quarantena e di conseguenza la DAD scatteranno anche con un solo contagiato in classe e non più con 3 come previsto in precedenza. Ci si è resi conto che in effetti con l'aumento dei contagi non si riesce a stare dietro a questo nuovo protocollo che si era adottato, cioè la possibilità di fare i controlli e la sorveglianza con testing a distanza ravvicinata e quindi lasciare anche i ragazzi in classe. Ad oggi nella Marca sono 98 le classi in quarantena, 273 in monitoraggio, numeri destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Si sperava che si potessero evitare appunto le classi in DAD, invece penso che aumenteranno nel numero. Questo è l'auspicio dell'ufficio scolastico provinciale della dirigente questa mattina, ma ci sono delle novità proprio di questi minuti. Ve ne abbiamo parlato nei titoli di apertura, possiamo vedere anche i titoli dei principali giornali online con il governo che sta frenando e nei prossimi minuti emanerà una nuova circolare esplicativa che va di fatto a cancellare quella di ieri sera. Quindi niente DAD con un solo contagiato in classe, prioritario assicurare lezioni in presenza e in sicurezza, dicono fonti governative. La struttura del commissario straordinario per l'emergenza figliuolo intanto ha detto che intensificherà le attività di testing nelle scuole al fine di potenziare il tracciamento, quindi un vero e proprio dietrofront da parte dell'esecutivo. Ma ritorniamo a parlare di controlli sui territori, in particolare nei comuni, con i comuni più popolosi della Marca che hanno deciso di muoversi insieme per quanto riguarda l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Oggi al tavolo era presente Montebelluna, Mogliano, Castelfranco e Conegliano e sicuramente ci sarà una condivisione di quella che sarà un'eventuale ordinanza se non ci sarà un provvedimento nazionale. Poi sta alla sensibilità di ogni sindaco di allinearsi a quelle che sono le iniziative in base anche alle caratteristiche del proprio comune. Alla fine hanno scelto di procedere insieme i sindaci dei comuni più popolosi della Marca. Il tema è quello dell'obbligo di mascherina all'aperto senza aspettare per forza il passaggio in zona gialla. Se nelle prossime ore non saranno diramate linee guida dal governo, come chiesto peraltro dall'ANCI nazionale, il territorio trevigiano si muoverà compatto, ma la partita delle mascherine è una delle tante con la data spartiacque del 6 dicembre. I controlli ci saranno, ovviamente il prefetto ha chiesto uno sforzo da parte di tutte le istituzioni nel fare squadra da questo punto di vista e c'è grande sinergia, c'è grande voglia di dimostrarci comunità. Schierati i comandi di polizia locale, solo a Treviso negli ultimi giorni verifiche sul Green Pass hanno coinvolto oltre un centinaio di attività commerciali. Su questa strada si procederà in tutta la provincia, così per esempio a Conegliano. I controlli naturalmente saranno fatti nei luoghi di maggiore aggregazione, è inutile ribadire che il luogo di maggiore aggregazione sicuramente è il centro storico della città. Tra l'altro ricordo che
dall'8 inizieranno anche i festeggiamenti, il villaggio di Natale, quindi sicuramente è un centro da attenzionare. La cronaca, 32 arresti, di cui 7 domiciliari e 7 obblighi di firma. Con una vasta operazione i carabinieri hanno sgominato la nuova mala del Brenta, che aveva il suo epicentro a Venezia, ma a essere coinvolta è anche una coppia di settantenni residenti a Mogliano Veneto. Della vecchia mala del Brenta di Felice Maniero avevano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e soprattutto la capacità di condurre azioni efferate, oltre che diversi vecchi esponenti da poco usciti di prigione. La nuova mala del Brenta, riformata in questi anni ma già ramificata in diversi ambiti criminali, è stata sgominata da una vasta operazione dei carabinieri che si è svolta principalmente in provincia di Venezia e in seconda battuta nel Padovano. Le operazioni sono iniziate questa notte con un concentramento di forze di oltre 400 carabinieri. I concorsi sono ovviamente Arma Territoriale e ROS per quanto riguarda appunto l'attività di esecuzione, che sono stati supportati da unità specialistiche. Le operazioni di esecuzione portate a termine sono state di 25 persone in ordinanza di custodia cautelare, 7 gli arresti domiciliari e 7 persone con obbligo di firma. Tra le attività dell'associazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata anche di grosse somme in attività commerciali e abitazioni private, usura ed estorsioni che per operatori del trasporto acqueo del Tronchetto raggiungevano anche i 6.000 euro al mese. Per riaffermare il proprio prestigio nell'ambito criminale veneto, i vertici dell'organizzazione avrebbero pianificato azioni sia contro singoli criminali con i quali erano entrati in concorrenza che contro alcuni collaboratori di giustizia ritenuti responsabili delle proprie condanne per la loro affiliazione alla vecchia mala del Brenta. Sono invecchiati ma sono sempre molto pericolosi, una grande capacità di aggregazione, una grande capacità di riprendere usciti dal carcere quelli che erano stati condannati per la mala del Brenta, di riprendere i rapporti soprattutto di spaccio e quindi di approvvigionamento di sostanza stupefacente anche dai paesi sudamericani e da riprendere in concreto l'attività delittuosa nei confronti dell'ambiente veneziano. Rispetto al passato l'organizzazione si distingueva per la presenza di diverse donne impegnate in ruoli attivi, soprattutto sul fronte del riciclaggio e nell'intestazione fittizia di beni. Il gruppo aveva iniziato a formarsi attorno al 2015, quando a nuove leve, tra cui un imprenditore del settore del trasporto turistico lagunare, si aggiungevano via via esponenti della frangia dei mestrini della mala del Brenta, usciti dal carcere dopo lunghe detenzioni. Erano rientrati sul territorio provenienti dall'esecuzione di condanne o semplicemente a seguito di autorizzazioni e permessi dal regime carcerario, per cui con attività classica iniziata convenzionalmente, osservazione, pedinamento e intercettazione di questi soggetti, fino a documentare che riprendendo contatti sul territorio erano stati di fatto riattivati tutti quei collegamenti criminali utili a gestire nuovamente i classici traffici illeciti della loro precedente esperienza. A Castelfranco Veneto adesso per raccontarvi di una sconcertante aggressione. Ha iniziato un diverbio violento con un altro automobilista, poi ad un tratto un 51enne operaio con precedenti per guida sotto l'effetto di alcolici ha estratto una pistola minacciando l'altra persona. Un fatto sconcertante accaduto nella centralissima piazza Giorgione a Castelfranco. L'uomo è stato identificato dai carabinieri e denunciato per minaccia aggravata. L'arma, risultata essere una scacciacani, è stata sequestrata. Controlli serrati dei carabinieri ieri sera sulle strade, 3 le persone arrestate in totale ed altre 2 denunciate. Un 27enne senegalese operaio pregiudicato per delitti contro il patrimonio è stato arrestato perché doveva scontare 11 mesi e 28 giorni di reclusione per una rapina con lesioni personali avvenuta nel marzo 2019 in un supermercato di Conegliano. Il 27enne aveva aggredito una guardia giurata dopo aver asportato delle bottiglie di alcolici. È stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Fermato dai carabinieri anche un 44enne marocchino che era evaso dalla sua abitazione. Con lui c'era anche una 37enne vicentina che è stata trovata in possesso di un coltello. Per lei è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Terribile incidente stradale. All'alba sulla strada regionale del Santo è morta una donna di 54 anni di Resana.
Uno schianto fortissimo che non ha lasciato scampo. Le lamiere accartocciate si sono trasformate in una gabbia mortale per Rosienne Raquel Nascimento Silva, 54enne brasiliana da tempo residente in Veneto. L'incidente mortale è avvenuto all'alba lungo la nuova strada regionale 308 al confine tra i comuni di Loreggia e Resana. La donna viaggiava come passeggera a bordo di una Ford Ka che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgone. Ferito l'uomo alla guida dell'auto che insieme alla vittima viveva a Resana. Il 54enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto. Illeso invece il conducente del furgone contro cui è finita l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella per i rilievi, 2 squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Santa Giustina in Colle e il personale medico del SUEM, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna che in passato aveva gestito un ristorante brasiliano a Piombino Dese. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se sembra che l'auto abbia improvvisamente invaso la corsia di marcia da dove stava provenendo il furgoncino. Il tratto stradale della 308 dove è avvenuto lo schianto è rimasto a lungo chiuso al traffico. Sono stati portati al centro d'accoglienza all'ex caserma Serena 3 giovani afghani che si erano nascosti in un autocarro proveniente dalla Bulgaria. Questa mattina il mezzo pesante era arrivato presso l'industria agroalimentare Barea di Quinto. Quando il conducente ha aperto il telone per scaricare dei prodotti si è trovato di fronte ai 3 giovani clandestini. Impauriti si sono dati repentinamente alla fuga. Allertati i carabinieri, 3 ragazzi sono stati trovati alla stazione di servizio Beifin di Via Noalese nel comune di Treviso. I 3, di cui uno è minorenne, sono afghani e stanno bene. Ora si trovano, come vi avevo detto, al centro di accoglienza di Casiera. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per raccontarvi del cordoglio di Treviso per la morte di Lorenzo Nascimbene, un nome storico della pasticceria cittadina, mancato ieri all'età di 79 anni per una grave malattia. Il nome di Nascimbene è legato ai locali in Calmaggiore, via 20 settembre, via Le Luzzati, frequentati da tantissimi trevigiani negli anni della loro apertura. Nascimbene aveva compiuto tutta la gavetta da garzone nel negozio del Papa Antonio a imprenditore. Un altro pezzo di storia legato alle prelibatezze del nostro Veneto ci ha salutato le parole commosse del governatore Luca Zaia, i funerali giovedì in Duomo. A Castelfranco per ritirare il radicchio d'oro il campione olimpico dei 100 metri Jacobs parla di ripartenza e della sua voglia di tornare a gareggiare. Ed è veloce come il vento sulle ali di un aereo privato che ieri sera è arrivato a Castelfranco Marcel Jacobs per ritirare il premio Radicchio d'Oro 2021. Abito blu, occhi sorridenti, orecchini luccicanti, è lui l'ospite d'onore di questa serata dedicata alla ripartenza. Ripartenza significa tantissime cose, nel mondo nostro dello sport può essere una ripartenza da una cosa magnifica come possono essere state queste Olimpiadi e questa estate magnifica per tutta l'Italia e per tutti gli sport, o ripartenza da momenti più difficili come lo abbiamo vissuto sia nella quotidianità che lo stiamo vivendo, quindi ripartenza credo che sia una parola bellissima e perfetta in qualunque di queste situazioni e una ripartenza deve essere. Ma non sarà facile ripartire da quel 9,80, un tempo che risuona ancora come un'impresa nella storia dello sport italiano. Ma nessun azzurro in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche sfiorato la finale dei 100 metri e lui, dopo aver siglato il nuovo record europeo e polverizzato il primato italiano in sole 24 ore, è riuscito a salire sul gradino più alto del mondo e il ricordo è ancora lì. Spesso mi ricapita di rivederla comunque anche sui social, di rivedere quella gara e ogni volta che la vedo cerco sempre di trovare il difetto per cui non sono riuscito ad andare più forte di quello che ho fatto, quindi questo è un po' un problema che abbiamo noi atleti, no? Cerchiamo sempre la perfezione in tutto quello che facciamo, però rivederla è sempre molto emozionante, sia rivedere la mia gara individuale che quella fatta con i miei compagni in staffetta, è sempre qualcosa di bello e che speriamo di replicare tante altre volte. E Marcel è pronto a ripartire dai posti di blocco e da se stesso. Sarà una ripartenza forse più tosta rispetto alle altre, ci saranno tante aspettative, ma soprattutto da parte mia ormai ho imparato a concentrarmi solo su quello che mi aspetto io, perché se ci concentriamo sempre solo su quello che si aspettano gli altri, la nostra mente e il nostro corpo va in caos totale, quindi sicuramente ci saranno tante aspettative soprattutto da me stesso, sarà una stagione indoor molto significativa ma che porterà poi all'apice di quello che dovrà essere la mia stagione con i campionati del mondo. Dovremmo iniziare il 4 febbraio a Berlino e poi da lì man mano con tutte le altre gare.
E noi corriamo adesso a Belluno. A Belluno, dove la settimana è iniziata decisamente male sul fronte del contagio, oltre 100 nuove positività nell'arco delle 24 ore. Meritiamo una stagione invernale diversa da quella dell'anno scorso. Le parole della direttrice generale Carraro. Anche oggi devo rivolgervi un appello. Dobbiamo essere responsabili. Guardate che oggi abbiamo superato la quota dei 100 nuovi positivi in una giornata. Ne abbiamo avuti nelle ultime 24 ore 107. La soglia non è soltanto psicologica e fissa un trend in rapida crescita in tutta la provincia, dove i casi attualmente positivi sono 750, 1357 le persone in quarantena e isolamento, 3 i pazienti in terapia intensiva, di cui uno al Santa Maria del Prato di Feltre, che si è nel frattempo negativizzato. Questo è il quadro all'inizio di dicembre, con una stagione invernale da mettere in sicurezza. Prioritario per Maria Grazia Carraro premere sull'immunizzazione. Ci sono quasi 30.000 bellunesi che non sono vaccinati. Sono oltre 4.000 tra i teenager, più di 5.000 nella fascia 60-80. Eppure il vaccino c'è, così come l'operatività dei Vax Point. Stiamo garantendo l'accesso diretto in tutti i nostri centri vaccinali per la prima dose, così come è importante che vi prenotiate per la terza dose chi ha già superato i 150 giorni dalla seconda. Sedute vaccinali territoriali ad hoc sono previste già nei prossimi giorni da Auronzo, Cesio Maggiore, Quero, Santo Stefano, Zoldo. Tutte le informazioni sul sito dell'ULSS. Restano i consigli di sempre per frenare la nuova ondata. Cerchiamo anche di organizzarci per andare magari a fare la spesa in quelle fasce orarie dove c'è meno gente, in maniera da avere meno probabilità di contrarre il virus. Un'altra cosa importante è ricordarsi di arieggiare i locali, soprattutto quando ci sono persone che stazionano all'interno, e ricordiamoci, le nostre mani sono un gran veicolo, laviamole spesso. Dobbiamo mettercela tutta, perché questo territorio si merita di vivere un inverno più sereno di quello dell'anno scorso. Rimaniamo in ambito sanitario per parlare di un'eccellenza tutta bellunese, anzi feltrina. Noi grazie a queste terapie gli garantiamo di poter uscire di casa senza problemi, di avere una socialità, di fare sport, di vivere la sua vita appieno, e questo è il grosso vantaggio, non solo in termini di spegnere l'infiammazione, ma di ridare una vita al paziente. È il direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Feltre a spiegare i vantaggi delle terapie offerte ai pazienti affetti da malattie infiammatorie dell'intestino come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che hanno un andamento cronico ricorrente e che risultano particolarmente invalidanti. L'effetto si può già vedere dopo le prime 2 o 3 somministrazioni, cioè quella che è la fase di induzione. Al Santa Maria del Prato di Feltre l'unità operativa di gastroenterologia, un'eccellenza nel panorama sanitario veneto, segue circa 400 pazienti. Per 150 di questi la cura delle patologie infiammatorie dell'intestino viene seguita attraverso una pratica di infusione di farmaci mirati. Si chiamano farmaci biotecnologici o biologici perché sono costruiti attraverso tecniche di biologia e tecnologia molecolare, ed è importante utilizzare questi farmaci, i famosi farmaci anticorpi monoclonali di cui sentiamo spesso parlare, proprio per l'azione specifica che hanno sul sistema immunitario. Al laboratorio infusionale istituito 2 anni fa, i pazienti sono accolti da infermieri altamente specializzati. Questi pazienti possono eseguire la loro terapia infusionale presso un centro dedicato in cui svolge un ruolo importante l'infermiere specialista. L'infermiere specialista che dà supporto psicologico, dà informazione, ma rappresenta soprattutto un momento di contatto tra il paziente e il clinico che lo segue. Grazie a questo modello l'unità operativa di gastroenterologia garantisce una completa tracciabilità, una riduzione degli eventi avversi e un risparmio sia di personale che economico. Nella mattinata di oggi il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrino, ha ricevuto la visita del colonnello Dario Guarino, che si è insediato da poche settimane al comando provinciale della Guardia di Finanza. Una visita istituzionale durante la quale si è parlato di Olimpiadi 2026, della loro corretta gestione contro i rischi di criminalità e di infiltrazioni. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Belluno e Treviso. Vi ringrazio e vi saluto, e ci sono le previsioni del tempo. Buona serata.
Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, il mese di dicembre inizierà all'insegna del tempo stabile, anche se ben presto le condizioni meteo andranno guastandosi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la situazione sarà tranquilla, la nostra grafica ci mostra che a prevalere sarà il sole, il cielo si presenterà sereno con poche nubi a carattere sparso. Nella seconda parte della giornata cielo più nuvoloso, anche coperto, e nella notte tra mercoledì e giovedì avremo qualche pioggia. Temperature minime sempre piuttosto fredde, intorno allo 0 o di poco sotto, massime sui 5-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, dal pomeriggio però cielo via via più grigio e coperto, nella notte precipitazioni sparse. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, bel tempo soleggiato in giornata con qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.